Molte volte è difficile commentare la partita lasciando da parte il risultato, ma stavolta dobbiamo tentare di farlo. L'1-0 maturato a 15 secondi alla fine cambierebbe molte delle valutazioni che ci sarebbero state se per caso quel gol non fosse arrivato, ma alla fine i contenuti sono quelli che dobbiamo prendere in considerazione. Lasciamo un punto sul campo e lo lasciamo per un gol che è frutto di una sbavatura finale, forse anche di un arrembaggio che abbiamo permesso, a differenza del resto della partita. E questo, a differenza del resto della partita, ci dice che partita è stata. Un Cagliari che si è difeso con le proprie armi, con un criterio, con un'idea, con una tattica che ha messo il Napoli in grande difficoltà, perché per 30 minuti ha tenuto il pallone del gioco, il pallino del gioco, senza riuscire però a diventare mai efficace. E quando ha allentato, il Cagliari non ha rinunciato ad essere protagonista, a tentare di trovare la porta. Lo ha fatto nel primo tempo e lo ha fatto anche nel secondo, addirittura muovendo i cambi in senso offensivo per allontanarsi dalla propria porta, per cercare di spostare il baricentro avanti, per cercare a sua volta di vincere. E questo è stato l'atteggiamento che stava portando via il punto dal San Paolo, portandolo via se non fosse che negli ultimi 5 minuti un po' di arretramento c'è stato, forse psicologico, forse dettato dai cambi, dalla squadra che ancora non con tutti trova l'amalgama, con giocatori che si devono integrare perfettamente. Però quello che rimane è la prova contro i campioni d'Italia, contro una squadra rinforzata e nobilitata dalla presenza di De Bruyne, che avrebbe potuto fare molto male sul piano tecnico alla squadra cagliaritana, che invece ha tenuto bene, è riuscita a tenere il campo, è riuscita a tenere le posizioni, a ribattere colpo su colpo anche in certi momenti della partita. Quindi ci dovrebbe essere comunque, al di là del risultato, la promozione per quella che è stata la prova, perché abbiamo affrontato i più forti del campionato, quelli che sono stati più forti l'anno scorso e che potrebbero esserlo anche in questo torneo. Il Cagliari Pisacane ha confermato la propria propensione a difendere con ordine e di squadra, ha confermato la propria propensione a cercare la profondità, ha confermato anche delle belle trame di palleggio quando è uscito a palla al piede per tentare di capovolgere l'azione. Ripeto, un peccato, quel gol che rovina tutto a 15 secondi alla fine, ma che rovina solamente il risultato stesso, perché poi la partita rimane. Ora, un po' di riposo che non è solamente riposo, sono 15 giorni di ulteriore lavoro, di ulteriore crescita, perché questo deve essere lo spirito della squadra. Crescere sempre, capire anche in questa partita cosa è stato fatto bene e prendersi i meriti di questo, prenderli come il tornaconto della fatica che si fa, ma capire anche quali errori sono stati fatti e come si può compensare a questi errori, come si può andare oltre, perché attraverso l'errore, attraverso il rimedio dell'errore, c'è la crescita e c'è la possibilità di diventare ancora più forti. L'esame poteva essere superato a pieni voti, è stato superato con un punto che abbiamo concesso alla fine, che sa di rinvio a settembre. In questo caso non ci saranno ulteriori esami, ci sarà subito il campionato che riprende in uno scontro diretto contro il Parma, che a quel punto deve essere uno scontro diretto dove la vittoria non può più latitare.